stia andando male, però insomma può portare a qualcosa di... No, sicuramente sì, porta tanto entusiasmo e tanta voglia di continuare a fare quello che abbiamo fatto venerdì nell'anticipo, perché è stato diciamo un... Vabbè, dai. Buongiorno. Perché è stato veramente un derby che uno poteva sperare in un finale migliore. Un gol al 94esimo di Raimondi, la fine della partita. Ciao. Tutto adesso passate. E quindi nulla, i 3 punti portati a casa davanti al nostro pubblico, c'era veramente un'atmosfera che mi ricordava gli anni passati, quando con le vittorie con il Livorno che ci ha portato ai playoff, la vittoria nel derby con il gol di Cacia, diciamo erano sensazioni che era da un po' che non si respiravano a Euganeo, e la nostra speranza, la nostra volontà è quello di poter fare così ogni partita. E la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta e nulla, bisogna rimanere però con i piedi per terra e come abbiamo sempre detto dall'inizio del campionato, guardare di partita in partita. Tra l'altro anche la tua esultanza è stata particolarmente scatenata dopo quel... A me è stata una cosa generale, si è messi tutti a saltare. Ripeto, vincere un derby al 94esimo e la palla entra in rete, l'arbitro fischia alla fine della partita è un'emozione veramente unica. E lì ci siamo scatenati tutti perché è una cosa che volevamo, sapevamo l'importanza della partita per noi, per i nostri tifosi, e quindi è stata veramente una gioia doppia. E adesso appunto c'è proprio una partita in cui si vorrebbe rivivere questa stessa, no? Sì. Come obiettivo, ma a maggior motivo in questa, insomma. Sì, quello sicuramente, perché sappiamo benissimo la rivalità storica tra il Padova e il Vicenza. E noi diciamo arriviamo sull'entusiasmo visto il risultato e poi per tutti i fattori che ci sono prestati tra queste due società. E noi, ripeto, dobbiamo continuare come stiamo facendo adesso, a lavorare, a credere in quello che facciamo, perché stiamo raccogliendo i frutti pian pianino, però sono cose che alla lunga ci serviranno e ci potranno servire per fare un ottimo campionato. Senti, a livello personale mi stavo proprio guardando, di 6 derby te ne hai fatti la metà. I primi 2 li hai persi, uno anche segnando, il primo anno, però l'anno scorso sei andato a vincere a Vicenza, quindi hai cominciato a cambiare un po' i tuoi destini. Ecco, che ricordi hai di queste partite in generale con Vicenza, sponda padovana? Ma per me la partita con il Vicenza è sempre importante, perché diciamo che devo ringraziare il Vicenza perché è stata la società che ha creduto in me per affrontare il primo campionato di Serie B della mia carriera. Quindi da quel punto di vista avrò sempre un legame con Vicenza. Poi sono passato dall'altra sponda padovana, e avevo iniziato bene, avevo fatto gol, però poi abbiamo purtroppo perso. E poi sì, è stato tutto un susseguirsi di gioie e dolori. Mi ricordo la vittoria, quella stupenda che abbiamo fatto in casa per 4-1. E la sconfitta a Vicenza di 2 anni fa, la vittoria dell'anno scorso, quindi sì, è un alternarsi un po' di risultati. Vedremo quest'anno. Manca il pareggio, insomma. Anche il pareggio. Vabbè, c'è stato uno 0-0 che è un po' biscottato, sembrava. Fortunatamente lui non c'era. Non me lo ricordo. No, poi sarà anche il tuo primo derby da capitano. Quello con sì, Vicenza. quello sì, è vero. Diciamo che per me è veramente un onore poter indossare la fascia, perché penso che sia un po' l'ambizione di tutti i ragazzi che incominciano a giocare, perché vuol dire che hai fatto qualcosa di buono in questi anni, non solo per l'età, perché sono quello più vecchio qua a Padova, ma anche perché ho lasciato e spero di continuare a dare dei segnali positivi, quello sicuramente. E poi sì, è una responsabilità che però penso che ogni giocatore vuole... Ciao Tiago. No. È una responsabilità che ogni giocatore vorrebbe, quello sicuramente. Ascoltami, ieri durante l'allenamento abbiamo visto Pea che era molto attento a spronarvi, alcuni più, alcuni meno. Secondo te
Tu che sei uno dei più esperti di questa rosa, ci sono tanti giovani, può essere un pericolo quello di perdere la concentrazione dopo l'esaltante vittoria col Verona? No, perché il mister ci tiene sempre sull'attenti, come è giusto che sia. E hai detto bene, abbiamo una squadra di giovani, però siamo un bel gruppo, sono dei giovani con la testa, quello sicuramente. Infatti hanno sempre dato dimostrazioni in campo di serietà e della professionalità che hanno. È normale che dopo che vinci un derby al 94esimo c'è molto entusiasmo, dobbiamo essere bravi noi nel riportare l'entusiasmo alla giusta dimensione, mettiamola così, e di mantenere la concentrazione molto alta, perché domenica è una partita molto importante e che fare risultato sarebbe molto importante per dare continuità. Personalmente cosa pensi di questo orario insolito, diciamo? Personalmente è la prima volta che gioco, perché gli anni passati quando abbiamo giocato a Modena ero o squalificato o infortunato. Poi anche quando ero a Pisa ero sempre o squalificato o infortunato, quindi non ho avuto modo di giocare. Un'esperienza nuova e che dire, bisognerebbe chiederlo alle televisioni. Però nulla, ci adattiamo senza alcun tipo di problema. Adesso faremo la partita e poi vi dirò come... Eri assente anche con Livorno quando c'è stata la partita alle 12:30 l'anno scorso? Sì, perché l'anno scorso ho perso 2 mesi e mezzo per l'infortunio a polpaccio. Quando è stata? All'andata? Sì. All'andata, Ah sì. sì, ero indisponibile anche la partita. Sì.